Ci sono luoghi che non si limitano a custodire opere e documenti, ma conservano un'intera visione del mondo. Luoghi dove senti che tutto, muri, colori, libri, luci, continuano a raccontare la storia di chi li ha vissuti. La Fondazione Corrente a Milano è uno di questi, una casa d'arte e di idee nata nel 1978 grazie a Ernesto Treccani, a Liga de Grada Treccani e a un gruppo di amici che avevano condiviso una stagione culturale intensa, combattuta, appassionata. Li univa il desiderio di non perdere il filo di un periodo in cui la cultura italiana stava cambiando, dal movimento di corrente fino al realismo, passando per una delle stagioni più complesse e ricche del Novecento. La fondazione si trova in un edificio impossibile da ignorare, la Casa delle Rondini, una facciata rivestita interamente di maioliche, opera dello stesso Treccani. Quando ci passi davanti ti sembra quasi di essere guardato da quel mosaico di forme e colori, come se la casa stessa facesse parte di un grande quadro urbano. È un biglietto d'ingresso perfetto per quello che troverai dentro, un luogo che non si limita a conservare, ma continua a generare pensiero, memoria ed arte. Appena si entra, la sensazione è chiara, siamo in un posto vivo. La Fondazione Corrente è organizzata su 3 piani, ognuno con una sua anima. Ci sono archivi, fotografie, documenti e poi una biblioteca straordinaria, nata dai libri della famiglia Treccani e arricchita negli anni grazie a doni di autori, editori, gallerie e enti culturali. Oggi conta migliaia di volumi, molti dei quali difficilissimi da trovare in altri cataloghi. Sfogliarli significa immergersi in un secolo che ha costruito il nostro modo di vedere il mondo. Ma il cuore vero della fondazione è lo studio Ernesto Treccani. Appena varchi quella stanza, il tempo sembra rallentare. È uno di quei luoghi in cui senti che ogni oggetto è rimasto lì non per caso, ma perché racconta un pezzo di vita. Le tavolozze ancora sporche di colore, le fotografie d'epoca, i disegni preparatori, le opere appoggiate ai muri o già in cornice. Tutto parla, tutto respira. Treccani non è stato soltanto un pittore, è stato un testimone del suo tempo. Nato a Milano nel 1920, a 18 anni fonda la rivista Corrente, una delle esperienze culturali più coraggiose della Milano prebellica. Era una voce libera in un paese che libero non era. La rivista viene soppressa allo scoppio della guerra, ma il suo spirito sopravvive nelle opere, nei dibattiti, negli amici che con lui condividono questa visione. Pirolli, Guttuso, Migneco, Sassu, Cassinari, Morlotti, una generazione che voleva rinnovare l'arte partendo dalla vita vera, dal mondo reale, dalle persone. Durante la guerra Treccani partecipa alla Resistenza. Dopo la liberazione continua a dipingere, a scrivere, a esporre. Partecipa più volte alla Biennale di Venezia, espone a Londra, arriva a New York. I temi della sua pittura si ampliano, diventano racconti visivi. La Calabria contadina, scoperta nei lunghi soggiorni a Melissa, il paesaggio industriale di Milano e di Parigi, i volti incontrati lungo le strade che diventano storie, emozioni, silenzi. Negli anni 60 e 70 il suo lavoro esplode in una serie di cicli importanti. La luna e i falò di Pavese, da Melissa a Valenza, i disegni del viaggio a Cuba, la grande tela Popolo di volti, iniziata nei giorni segnati dalla strage di Piazza Fontana. È un'arte che non si limita a mostrare, racconta, denuncia, abbraccia, si schiera. E poi, nel 1978, nasce la Fondazione Corrente. Non un museo, non una galleria, non un archivio statico, un laboratorio culturale. Un luogo nato per continuare il dialogo su quell'esperienza unica che fu il movimento di corrente e sui temi del realismo. Mostre, conferenze, incontri, dalla filosofia politica all'estetica, dalla letteratura alla psicoanalisi, dall'urbanistica alla fotografia. È un crocevia di idee che non ha mai smesso di parlare con il presente. La biblioteca della Fondazione, con i suoi 8500 volumi, è un mondo a parte. Ci sono cataloghi rarissimi, libri introvabili, riviste fondamentali come Correnti di vita giovanile, il 45, Realismo. È una raccolta che non esiste altrove e che permette a studiosi, studenti e appassionati di ricostruire un pezzo importante della nostra storia artistica e culturale. E poi c'è la dimensione umana.
Perché visitare la Fondazione Corrente non significa soltanto conoscere un artista, significa entrare in un'idea di Milano, una città che crea, discute, si mette in gioco, una Milano fatta di persone che credono nella cultura come strumento di libertà e di crescita. La storia di Treccani, del movimento di corrente e del realismo, non appartiene solo al passato, continua a risuonare oggi, in un tempo in cui le domande sulla società, sull'arte e sulla responsabilità individuale sono più vive che mai. E la Fondazione Corrente è uno di quei posti dove queste domande non solo trovano spazio, ma trovano un luogo in cui tornare a respirare. Se vi capita di passare in via Carlo Porta, fermatevi davanti alla Casa delle Rondini. Guardatela con calma e poi entrate. Scoprirete un luogo dove la cultura non è memoria, ma presenza. Un luogo dove il Novecento continua a parlarci e dove Milano, ancora una volta, mostra la sua capacità di raccontarsi con coraggio e poesia.